La decadenza del marchio per non uso. Prima parte. Cosa succede in caso di mancato uso del marchio registrato? Con la decadenza del marchio registrato vengono meno i diritti di esclusiva del titolare sul segno con efficacia pro futuro, ossia non retroattiva. In un video precedente, di cui vi lasciamo il link in descrizione, abbiamo già parlato in termini generali della nullità e della decadenza del marchio registrato. In questo video parleremo più specificamente di un caso particolare in cui il marchio decade, ossia del cosiddetto non uso del marchio protratto nel tempo. Cosa succede in caso di mancato uso del marchio registrato? L'articolo 24 del Codice della proprietà industriale prevede che il non uso effettivo di un marchio registrato entro 5 anni dalla registrazione o che si sia protratto per un periodo ininterrotto di almeno 5 anni ne determina la decadenza, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo. La finalità principale della decadenza per non uso è scongiurare il rischio di distorsioni del mercato e della concorrenza tra imprenditori, che potrebbero generarsi se fosse consentito appropriarsi di marchi poi concretamente non utilizzati, registrati solo per sottrarli al mercato. È il cosiddetto fenomeno di accaparramento dei marchi. Come è noto, infatti, attraverso la registrazione del marchio il titolare acquisisce un diritto di esclusiva sul segno, che si concretizza tra l'altro nel diritto di vietare a chiunque l'utilizzo di un segno identico o simile. L'ordinamento ritiene essenziale che al monopolio di diritto che viene a crearsi con la registrazione del marchio corrisponda anche un utilizzo concreto, ossia di fatto, del segno. Per tale ragione, la legge prevede che per continuare a godere del diritto di esclusiva sul segno è necessario utilizzarlo in maniera effettiva. Chi è legittimato a eccepire la decadenza del marchio per non uso? La decadenza del marchio per non uso non si produce automaticamente attraverso il mero non uso protratto oltre il termine quinquennale. Infatti, la decadenza deve essere eccepita da un soggetto terzo che vi abbia interesse, ad esempio un imprenditore concorrente del titolare che ritenga che la permanenza in vita del marchio non utilizzato pregiudichi la propria attività. Ai fini dell'accertamento della decadenza non è necessario provare di essere titolari di un interesse ulteriormente qualificato. La domanda di accertamento della decadenza potrà essere proposta sia davanti al tribunale competente per territorio o per materia, sia presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti attraverso l'instaurazione di un apposito procedimento amministrativo introdotto nell'ordinamento italiano a partire dal 2023. Nel prossimo video vedremo com'è disciplinato il regime dell'onere della prova in caso di decadenza per non uso, nonché come impedire il maturare della decadenza per non uso. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto industriale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.